Un Natale che, è nato nel pieno dell'epidemia di coronavirus e quindi un Natale assolutamente infelice. La Pasqua rischia di essere simile. Purtroppo questo conflitto internazionale, questa terribile aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha creato una gravissima situazione internazionale, ma anche economica. E lo leggiamo sui giornali tutti i giorni, ma dobbiamo renderci conto che per il turismo è ancora peggio, perché oltre ai danni che tutti noi come cittadini, come imprese ci portiamo a casa, i danni in termini di aumento dei costi e via dicendo, e ci sono poi i danni di mancati flussi. Gli albergatori veneziani stanno seguendo attentamente la situazione della guerra in Ucraina e mettono già in guardia il mondo dell'imprenditoria veneziana. I russi, che arrivavano a Venezia prima del Covid, inoltre fanno parte di una categoria di clientela molto alto spendente. Questa guerra farà sì che, ad esempio, il turista russo non giunga più nelle città d'arte. In particolare Venezia aveva un 2% di turisti russi, il 2,1, però essendo turisti altospendenti in realtà possiamo parlare tranquillamente di un 3,5-4% del fatturato turistico della città, e quindi una perdita importante che va a aggiungersi quella del mercato cinese, che da tempo non si vede, e va ad aggiungersi anche quella probabile del mercato americano. La prima preoccupazione del direttore Claudio Scarpa però non è ovviamente legata ai bilanci delle aziende, ma alle vite umane in pericolo sotto le bombe. È evidente che la prima preoccupazione è per il popolo ucraino, e come associazione abbiamo dato ordine agli albergatori di essere generosi, di aderire alla campagna che sta facendo il Comune di Venezia in favore delle popolazioni dell'Ucraina.